buongiorno a tutti. Vedo l'aula gremita, la cosa mi piace tantissimo per anche un approccio psicologico, no? E io potrei con due numeri dire tutto quello che questo progetto ha maturato. I due numeri sono 2000 e 75. Allora, siccome il tempo è molto prezioso, dico poche cose dentro questi due numeri, ma dico quali sono i due numeri. Il 2000 fu quando il dottor Braga, direttore generale compianto, voi lo sapete, l'avete conosciuto forse tutti, mi convoca in direzione generale e mi dice: nelle more della politica nazionale sanitaria, regionale in particolare, ti devo ridurre i letti. Il dottor Braga è una delle disperazioni del clinico, relativamente vera anche questa. Ma dico, ma come faccio? Già abbiamo un overbooking di pazienti, inventati quello che vuoi. Allora, l'unica invenzione, se così si può dire, è di cercare di selezionare il paziente il più possibile alla elezione chirurgica, perché quella è la vocazione del nostro reparto e di clinici. Ma come fare? L'unico sistema è poter vedere prima o configurare prima clinicamente e radiologicamente i connotati di questo paziente. E si dice quando si semina bene poi si può raccogliere anche meglio, e qui è merito della politica regionale, non per una piaggeria clinico-politica, però mandiamo sì questo segnale, ma come? Allora i tecnici dissero: ma esiste una rete regionale trapianti, vuota sostanzialmente, poco circolante, velocissima, nuovissima, saltate dentro lì e vediamo cosa succede. Era come saltare su una Ferrari, non quella che corre adesso, che mi pare un po' così malmessa, ma siamo saltati dentro questo sistema e la velocità delle immagini, qualità delle immagini, una semplice scheda clinica ha consentito una visione. E attenzione qui, perché Dario ha parlato anche del rispetto del paziente, eccetera, coerente con questa necessità. E siamo nel 2000. Allora è stato approvato in campo, giustamente, forse manca un tassellino di quello che voleva la Comunità Europea. La Comunità Europea voleva un progetto già in piccolo, già in semenza, attivo, non un progetto inventato e proposto, quindi questo è arrivato già che aveva una sua configurazione e una validazione domestica ed è andato in una espansione, di cui il dottor Dario vi ha dato le notizie, di una grande validità a livello europeo. Allora, va bene, siamo nel 2000, tutte le date le avete, io adesso vi porterò al 75 attraverso un'infinità di numeri. Cercherò anche di scorrere, poi diventano noiosi. Avete un opuscolo bellissimo redatto, e questo dove c'è dentro tutto, uno se li può studiare con calma. Vi pregherei solo una cosa: stiamo, se volete, nel regionalismo, perché questo è un progetto regionale, ma non state nel provincialismo. Fate finta che 6 milioni di abitanti siano una città e voi vi calate nel progetto in quello che realmente è. Tutte le neurochirurgie collegate tra di loro e tutti gli ospedali che appartengono a quelle neurochirurgie come centri di collegamento collegati tra di loro. Io vado a trovare un mio amico a Chicago, che è uno dei 10 neurochirurghi di Chicago, sono 11 milioni di abitanti, 10 neurochirurgie in un'unica città. Di cosa ci meravigliamo? Abbiamo elicotteri, abbiamo una sanità eccezionale, trasporti, purtroppo abbiamo orografia, valli, nebbia, tutto quel diavolo che volete, però scavalchiamo poi questo aspetto tecnico, entriamo in quello, e qui Dario mi è piaciuto tantissimo, umano. Lui ha ringraziato, alla fine ha tamponato un po' dicendo dei tecnici informatici. Ha detto, ringraziamo molto bene anche loro, perché effettivamente, però qui è che si sono messi d'accordo uomini. D'accordo? Allora, andiamo avanti. Questo è un po', diciamo, io l'ho messo un po' nella storia. Questo è il telaio graficamente espresso, in cui si vede che nella parte che vedete qui a sinistra in alto è la periferia, è l'ospedale di Cittadella, è l'ospedale di Bassano, cioè periferia inteso
come periferia nella neurochirurgia, in relazione alla neurochirurgia, quello non dimenticatelo mai, che magari qualcuno non si offende dall'effetto periferico, perché periferico non è in realtà, perché ci riportiamo al concetto di Chicago. Adesso basta alzare il telefono e trasmettere l'immagine, è questione di 10 secondi, non è una roba che si deve inventare. E la neurochirurgia nei poli neurochirurgici che fortunatamente nella regione Veneto sono limitati. La regione Lombardia, che ha qualche milione in più, ne ha 25 di neurochirurgie, con una caduta verticale. Io l'ho detto anche al Congresso Nazionale a Firenze che ci si deve vergognare, mi rivolgo ai politici, ma con tutta onestà, perché poi i risultati si vedono dopo e dice con 25 neurochirurgie, con 7.200.000 abitanti, non si formano più neurochirurghi, perché finiscono col fare ernia del disco, fanno una craniotomia, un neurochirurgo fa una craniotomia ogni 15 giorni, non si ricorda neanche quella che ha fatto precedentemente. Terribile questo. Tutti i paesi civili criticano questo atteggiamento. Cioè ci vuole pochi centri concentrati e rapidità di portare il paziente, non tante minutaglie in giro che non fanno altro che confusione. Quindi questa è la parte neurochirurgica in alto a destra. Questa appendice, con grande rispetto del lavoro dei neuroradiologi, io ne ho anche sposata una per cui devo ancora di più avere rispetto, è un surplus di informazione. Cosa significa? Significa che noi vediamo un caso, dobbiamo rapidamente decidere, non dobbiamo interpellare il radiologo e avere parere, altrimenti la filiera si allunga, il risultato peggiora. Bisogna andare a colpo secco, non dimenticate che questo progetto è nato per l'urgenza e chi è a Bassano, Cittadella, pronto soccorso e ha i familiari fuori dalla porta del pronto soccorso che bussano ogni 5 minuti, allora dove lo portate? Allora dove lo portate? Mettetevi nei panni di quelli che sono dentro lì, non di noi che siamo in un centro super attrezzato, coordinato, rianimazione a disposizione, eccetera. Loro devono avere una risposta sì, no, validata, responsabile, legalmente costruita, che non sia una roba che viene in mente una notte, e quindi il rapporto neurochirurgo-neuroradiologo è quando il caso, 1 su 100, è più difficile o necessita di particolari metodiche, tipo chirurgia endovascolare, eccetera, eccetera. Com'è che non va avanti qui? Boh. Vediamo, vabbè, questo l'abbiamo in qualche maniera già detto, questo anche. Quindi c'è tutta questa è già stata fatta vedere, questo puzzle, immaginatelo come unito, come un'unica entità. Per dire un po' di l'umiltà con cui il progetto è partito, giusta, sempre quando si fanno queste cose non si può essere strafotenti, bisogna essere umili e concentrarsi, vedete che a un certo punto si dice quanti ne trasportiamo, ma riusciremo a fare questa cifra. In realtà è venuto, e qui ha ragione lui quando ha detto che c'è stata una risposta positiva molto energica da parte dei clinici e che non è stata imposta, ma è stata non solo recepita, ma volentieri recepita e ipertrofizzata, tanto che siamo andati al 210 in più per quello che sono stati i teleconsulti su quello che era progettato, il 133 in più i trasporti evitati, avanti avanti. Le unità che hanno visto come funziona il progetto hanno chiesto di collegarsi e così via. In realtà questo è il numero che fa cardine. Il 2000 all'inizio, tenetelo nella storia, tenetelo nella memoria, ma il 75% dei pazienti che fino all'attuazione finale del progetto sarebbero arrivati, non diciamo intasare la neurochirurgia perché anche è un brutto termine, poi parlando di esseri umani lo è ancora peggio, ma il 75% dei pazienti sono stati seguiti e bene e con fiducia, e qui è un'altra gemma perché la sanità del Veneto, io l'ho visto andando a operare a Cittadella per una cosa sperimentale che dopo semmai vi racconterò, non appartiene a questo, ma è anche un altro progetto, hanno fiducia, cioè se noi diciamo al paziente che resta a Cittadella, il cittadino non si arrabbia, non viene giù di corsa a dire no, tiratemelo giù. Guardate che è un segnale importantissimo, soprattutto per loro politici.
avendo degli ospedali che hanno medici qualificati, la struttura in sé è qualificata, puoi fare anche progettazioni, neanche dire sperimentali, ma progettazioni particolari in questo senso. E la gente lo recepisce perché ha fiducia, e in sanità la fiducia è il massimo, non c'è altra medicina, non c'è nient'altro. Dopo tutto il resto qui, diciamo, toglietevi il provincialismo, perché allora uno dice, ah ma guarda, Verona piuttosto che Padova, piuttosto che Venezia. Venezia è in cima, è quello che ha fatto più teleconsulti. Può darsi che sia un problema legato anche all'estate, che aumenta, no? Come la neurochirurgia di Cesena ha dei picchi, Rimini, eccetera, dei picchi estivi enormi, perché milioni di persone arrivano, e dopo ricala dentro. Sono fluttuazioni però, ripeto, che vi danno uno schema generale, ma non le enfatizzerei. Ugualmente questo, difatti, poi vedete, Verona ultimamente, poi con l'istituzione della neurochirurgia di Trento, è più chiusa dal punto di vista epidemiologico, quindi ha meno esigenza perché già negli anni '80 Verona era collegata da Bolzano, Trento, Rovereto, quindi è storicamente la prima, sicuramente il primo modello di telemedicina in neurochirurgia. Il calo è proprio un calo di epidemiologia più che un calo, diciamo, di efficienza, anche perché non ha senso, essendo un dato livellato, vedete tutto attorno al 75%, punto più, punto meno. Qua forse se dopo cambia la batteria è meglio. Questo è quello che vedete, la barra superiore è lo standard. Il paziente arriva in pronto soccorso, viene visto diversi competenti medici, eccetera, eccetera, e poi via su qualsiasi sospetto. Adesso invece la filiera logicamente inverte, ma solo sul segnale, non sul paziente. Il paziente resta. I tempi della risposta. È indispensabile, non occorre che ve lo dica, soprattutto patologie come le nostre, ma anche altre, anche una milza, c'è lo stesso concetto, che prima si ha la risposta e prima si soddisfa poi la scelta clinica. Difatti, vedete che le barre sono concentrate soprattutto, qui c'è un puntatore. Ok, comunque lo vedete già dal punto di vista cromatico, entro mezz'ora si sbriga quasi l'80% di quello che è la chiamata. Allora, andando poi verso la fine e andando verso il capire anche la chiave del successo, diciamo, perché noi predevamo di avere associazioni e collegamenti 10, ne abbiamo avuti 3 volte e mezzo in più. Allora andiamo a capire perché e cerchiamo con un questionario, peraltro semplice, di 4 quesiti, di capire qual è la chiave del successo, ma dargli anche un'interpretazione eventualmente di correggere il tiro e modificarlo. Io faccio un esempio abbastanza anche folcloristico. Un medico di guardia del pronto soccorso di 64 anni che tra 6 mesi va in pensione, che non ha tanta dimestichezza, forse con l'iPod ma poco col computer, e gli si chiede di mandare una serie di esami. Bisogna essere pratici, io faccio il clinico quindi non vado tanto a raccontare le robe, le vediamo tutti i giorni. E questo cosa fa? Beppi, senti, ma ciapalo, ma senti, non stavo lì, eccetera. Cioè c'è tutto un mondo che non accetta tanto. Allora andiamo a vederle queste cose qua. Se è il singolo non è un problema, però se tanti dicono no, noi quella roba lì elettronica e poi la responsabilità, la firma digitale, tutto un trapolame, si incaglia il progetto, per quello che giustamente mi ha fatto molto piacere quando lui in mezzo ha detto guardate che è una roba di uomini sta qua, non uomini e donne, non uomini, solo uomini, mi raccomando, dottoressa. Quindi abbiamo chiesto, vi sembra che il sistema permette di gestire meglio il paziente? Da arrivare a 5 in Italia non esiste, in Italia non è mai contento nessuno, quello è fuori di dubbio, e fa anche bene perché siamo critici e non siamo così appiattiti. 4.7 per arrivare a 5.
Dal punto di vista organizzativo, ti sembra che sia il modo migliore per gestire con i colleghi? 4.3. Gli aspetti medico-legali. C'è qualcuno ancora che diffida che possano esserci firme elettroniche, che dopo uno dica ma l'hai mandato mezz'ora dopo e c'è scritto, perché tutto, adesso è inutile andare a divagare a robe tecniche, tutto ciò, il teleconsulto, ha una tracciabilità assoluta, C'è l'ora in cui parte la telefonata, da dove parte, quanto impiega arrivare, quanto impiegano i miei a rispondere, dove arriva, chi risponde nuovamente, chi chiude la pratica. Quindi c'è una tracciabilità che da intercettazioni telefoniche, voglio dire, senti tutto, lì è di una trasparenza assoluta. Però qualcuno magari ha paura, tentenna e questo si vede dal calo del consenso, 3.7. È facile o difficile? E qui che è Beppi che è di guardia, che non ce la fa a muovere il computer, che va a 4. Però sono aspetti, diciamo, sono sfumature rispetto al nocciolo duro. Questo qua non ve lo commento neanche perché insomma, portare avanti dietro i pazienti sappiamo tutti che è spiacevole prima per il paziente, pericoloso per il paziente stesso, soprattutto se non lo richiede. E io vi auguro buona giornata. Io altri 2 o 3 progetti in testa ce l'ho, perché non mi fermo mai. Ecco, bravo, guardavo te apposta. Grazie mille.